Salvatore Orifici, direttore sportivo del Casteldaccia, come si commenta questa partita e questa vittoria? Una vittoria molto importante, diciamo che forse è quella che meritavamo di meno da un punto di vista del gioco espresso, però nelle precedenti abbiamo raccolto molto meno rispetto a quello che avevamo fatto, invece qui magari abbiamo prodotto meno da un punto di vista dell'occasione da gol, ma alla prima che abbiamo creato l'abbiamo sfruttata e quindi insomma sono punti pesanti che fanno piacere. È il secondo 0-1, o meglio 1-0 consecutivo, la solidità difensiva può essere un aspetto fondamentale per questa stagione. Sì, difensivamente stiamo facendo un gran lavoro, anche abbiamo preso un gol soltanto con la Nissa, uno con l'Athletic Palermo, che sono due formazioni che stanno là sopra, quindi vuol dire che sotto questo punto di vista stiamo facendo un gran lavoro. Là davanti dobbiamo essere un pochettino più efficaci, oggi siamo stati fortunati, magari alla prossima riusciamo a fare qualcosa di migliore. La sua impressione sull'ingresso di Monti in campo è partito da fuori, però insomma ha dato il suo contributo specialmente tenendo tanti i palloni nella metà campo avversaria. Fabrizio ha fatto una grandissima partita, a lui manca solo il gol, è stato determinante ai fini del risultato finale e quindi insomma questo è quello che conosciamo. Rimanere in 10 uomini e vincere una partita in 10 uomini la rende ancora più bella questa vittoria, l'espulsione insomma di Cardinale è un po' condizionato poi l'andamento della gara. Sì, perché noi provavamo a fare un altro tipo di gara, poi siamo rimasti in 10, il mister è stato bravo a fare dei cambi azzeccati, abbiamo fatto gol in inferiorità numerica e poi siamo stati bravissimi a dirlo perché abbiamo rischiato poco, se non l'ultima occasione quando c'è stato il palo. L'obiettivo di questo Casteldaccia resta la salvezza, chiaramente più tranquilla rispetto allo scorso anno, però una seconda vittoria consecutiva in campionato dà slancio, dà morale insomma. Guarda, a inizio stagione l'obiettivo era quello di una salvezza però un pochino più tranquilla, anche dopo le 3 sconfitte consecutive a inizio stagione confermo quello che confermavo e adesso confermo ancora di più dopo 2 vittorie consecutive che l'obiettivo è quello di una salvezza però diciamo da ottenere con largo anticipo. Ecco. Prossima partita contro il Castelvetrano, che gara si aspetta? Una gara come questa, ho visto che hanno vinto in extremis tipo al 50esimo, al 95esimo, ecco. Quindi mi aspetto una gara che diciamo, può finire con pochissime reti. Fabrizio Monti, attaccante del Casteldaccia, che partita è stata e che vittoria è stata? Allora, è stata una partita in cui non ci siamo espressi, secondo me, al primo tempo per come volevamo. Abbiamo incontrato comunque una squadra di ragazzi che hanno fatto la loro partita, hanno ben giocato. Noi purtroppo abbiamo creato poco. Secondo tempo siamo entrati sempre un po', diciamo, un po' molli. Abbiamo rischiato più volte di prendere il gol. Fortunatamente comunque i cambi hanno aiutato a cambiare la partita. Abbiamo subito pure un'espulsione che comunque non ci ha aiutato. Siamo stati fortunati a trovare comunque il gol del vantaggio e poi ci siamo ben difesi, secondo me in 10 abbiamo fatto gruppo, ci siamo compattati e abbiamo giocato anche meglio. Ecco, a proposito di cambi, tu sei entrato dalla panchina con molta grinta, decisione, determinazione. Può essere un valore aggiunto per questa squadra anche la gente che parte da fuori e poi riesce a dare il suo contributo? Sì, penso che io come tutti i miei compagni abbiamo voglia di giocare, ovviamente quando non siamo in campo all'inizio abbiamo quella voglia di entrare e spaccare la partita. Oggi diciamo siamo entrati tutti bene, posso dire che abbiamo contribuito a questa vittoria. 2 stagioni a grandi livelli da un punto di vista realizzativo, ha un obiettivo Monti per questa stagione? Allora, l'obiettivo mio è quello di contribuire ad aiutare, diciamo, la squadra a vincere tutte le partite. Se il gol arriva bene, se non arriva l'importante è che vinciamo e che siamo diciamo, tutti uniti per il nostro obiettivo.